Ecco, siamo qui con Effi Mittermeier, portiere del Brixen, e chiediamo a lei come, a parte il risultato che in favore insomma, della Fortitudo 3-0, come hai visto la partita da parte vostra? Ma io penso che abbiamo iniziato molto bene, cioè siamo riusciti a pressare. Dopo pian pianino abbiamo perso un po' il ritmo e Mozzecane è sempre diventato più forte e anche aveva dei palle gol da traversa così. Dopo dai, anche il secondo tempo penso che l'inizio non è stato malissimo, però dopo si è visto un po' la differenza tecnica, direi, perché su un campo così noi non siamo quelli che giocano la palla perfettamente su questi campi. Cosa ne pensi del gol di Cavallini sul pallonetto che hai preso nel finale? Dai, un colpo di culo, il vento. Adesso il vostro campionato magari si fa un po' più in salita per voi, o come pensi che possa andare il proseguo? No, io penso ben che anche adesso le ultime prestazioni non sono state male da parte nostra, quindi stiamo crescendo e è sempre obiettivo salvezza, cioè a questo punto, però cioè, io ci credo fortemente che ce la facciamo. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto, anche a tutte le tue compagne. Grazie, anche a voi. Siamo qui con Mister Pignatelli, anche oggi una vittoria, dopo domenica scorsa altri 3 punti molto importanti contro il Brixen. Sì, altri 3 punti fondamentali per la classifica, per rimanere lì nelle posizioni di vertice. Oggi era fondamentale vincere per dare continuità al risultato di domenica scorsa e soprattutto al prossimo che verrà domenica contro le Azzalee, per fare 9 punti su 9 che ci eravamo prefissati di fare in queste 3 partite, quindi molto bene. E da quando c'è lei la squadra ha totalizzato 12 punti su 15, è soddisfatto? Sì, molto soddisfatto, anche se chi mi conosce bene sa che io avrei voluto 15 su 15 perché appunto sempre al massimo, però ci sta anche una sconfitta perché l'abbiamo fatto con una squadra di vertice, però dobbiamo sempre migliorare, puntare a vincere domenica per poi domenica all'altra incontrare il Valpo, che è sopra di noi ed è una squadra molto ben messa e molto forte, però giochiamo in casa e cercheremo anche lì di dare il massimo come tutte le partite. Se dovessi trovare una nota negativa nella partita di oggi? Beh, note negative sinceramente oggi è difficile trovarne, anche perché sono stato in difficoltà già nel mettere l'11 titolare, perché mai come questa settimana avevo 20 ragazze che tutte e 20 meritavano di partire dall'inizio, dal primo minuto, per l'impegno, l'intensità e per come si sono comportate in settimana, al massimo a livello professionale delle loro capacità. Quindi note negative nessuna oggi, sono orgoglioso del gruppo che alleno. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie a voi.